Partiamo con la diretta del Bosco dei Sogni. Max Ungaro, Radio Gamma 5. Diamo subito il benvenutissimo al nostro caro Pippo Franco. Ciao Pippo! Grazie bellissimo. Mi bastava il benvenuto, grazie. Eccoci. Come stai? È un po' che non ci sentiamo. Beh, bene, insomma, malgrado tutto, voglio dire, stiamo bene. Malgrado tutto mi riferisco al mondo, insomma, no? Che mi pare vada un po' controcorrente, ma insomma, eccoci qua. Ok, a proposito di mondo e di essere anche un po' controcorrente, vorrei salutarti e nel contempo anche omaggiare una tua collega in questo bellissimo spezzone tratto da un film di cui tu parli anche nel tuo libro La morte non esiste. Allora è brevissimo e lo mettiamo subito, un attimo solo. Dove vanno quelle strade? Vanno, le strade vanno, se no che strade sono? Voi non ve la sentite proprio di tornare in Italia, eh? Ho passato tutta la mia infanzia a far galleggiare i barchetti di carta sull'acqua del bidet. Dicevo, questo è papà che naviga verso l'Africa. E mia madre mi picchiava. Infanzia orrenda. Sapesse quante volte ho viaggiato clandestinamente su quelle barchette, ma non pensavo a mio padre. Pensavo alle scimmie, ai leoni, ai re magi. I re magi. Gaspare era abissino, un negus forse. Quante volte dopo Natale sono tornata in Africa con lui in groppa al cammello. Partivamo sempre prima che smontassero i presepi. Dal presepio all'Africa, attraverso terre immaginarie. Ho capito. Volete che vi dirotto? Sì, per piacere. Oh, zompa sull'altopiano e vira di 180 gradi. Fai conto che è un dirottamento. Questo ti costa di più, eh? Perché non te conosco. Eccoci qui Pippo, siamo su un aereo con Catherine Spack e è l'apertura del film La via dei babbuini in cui lei decide La di via non... dei babbuini, sì, non mi ricordavo la Sì, scena sull'aereo. in cui appunto lei decide di non tornare più in Italia ma di rimanere in Africa, ma siamo proprio agli inizi del film ed è un modo un po' per salutare questo nuovo incontro con te e salutare la bellissima, tra le altre cose, Catherine Spack, protagonista del cinema italiano e non solo, come ha saputo essere lei col suo stile. Certo. Cosa ricordi tu di questo film, dalla tematica, tra le altre cose, notevole, soprattutto ora come La ora? tematica del film era particolarmente originale, Sì. perché era una sorta di pazzo, che ero io appunto, che aveva domesticato un coccodrillo e avevamo un coccodrillo che era fatto da Rambaldi, che era finto peraltro, e lo abbiamo messo in mezzo ai coccodrilli veri. Insomma, è stata tutta un'avventura molto movimentata da un punto di vista professionale, cinematografico anche, insomma, è stata una roba molto particolare. Poi era il film, mi pare che fosse il terzo che facevo con Luigi Magni, che l'aveva scritto, che era un esperto peraltro di quelle zone dell'Africa che erano l'Etiopia e soprattutto l'Eritrea, dove abbiamo girato questo film. Insomma, è un'altra epoca, insomma, epoca di grandi registi, sai, tutto un altro mondo. Sì, è bellissimo il messaggio la via dei babbuini, la metafora del ritorno alla natura, di fare un passo indietro rispetto a una strada che sembra che stia per interrompersi, quella della civiltà attuale odierna, e tornare indietro, tornare alla natura, insomma, alla nostra anche natura, no? Certo, esattamente questo, volendolo rileggere oggi è una lettura corretta questa, anzi se lo si rivede ti rendi conto appunto di come oggi peraltro è possibile, perché insomma vedo sui social delle cose incredibili rispetto a questo argomento. Abbiamo anticipato i tempi non volendo. Altro che lanciando anche messaggi che erano un po' ironici ma anche un po' monito, ed è bello poter accedere a questo enorme archivio che è rimasto, che c'è, che per fortuna è presente, in cui vedere che già si stava un po' palesando
attenzione, fate attenzione, facciamo attenzione, perché stando così le cose, insomma, la direzione potrebbe prendere pieghe quantomeno inaspettate. Certo, allora insomma il mondo è cambiato in peggio, insomma, ma eccoci qua, siamo ancora qui e contiamo la speranza non deve finire mai, insomma. Assolutamente no, anche perché il richiamo di questo film è ben presente nella parte iniziale appunto del tuo libro, La morte non esiste, che sai benissimo essere un libro a me molto molto caro, perché non perdo occasione per leggerne qualche brano. E c'è un Sì. episodio appunto tratto, tu hai parlato appunto del coccodrillo meccanico creato niente po' di meno che da Rambaldi, ad esempio il papà di E.T., in Sì. cui tu cadi in acqua, cioè tu ti sei ritrovato in acqua in un lago popolato da Sì, i una benedetti delle volte coccodrilli, sì. nelle quali ho rischiato la vita e quindi non è stato facile, però per fortuna avevo studiato i coccodrilli e sapevo come si comportano, per cui ho fatto finta di essere, perché il fiume era pieno di coccodrilli dove sono caduti attirati dalle luci del cinema, che erano 5.000 e 10.000, insomma delle luci molto forti che non hanno mai visto loro. E allora io sono caduto come un tronco, perché sapevo che il coccodrillo va a cercare di notte nell'acqua, va a prendere anche sott'acqua solo le cose che si muovono. E io invece sono caduto non mi sono mai mosso, non ho fatto bracciate, non ho nuotato in pratica, hai capito? Era quello che dovevo fare. E infatti adesso siamo qua e te lo racconto, no? Per nostra fortuna, infatti la pagina che ho aperto oggi e grazie al quale ho potuto salutare anche Catherine Spack con questo bellissimo film, dice proprio questo: ho studiato i coccodrilli e so che di notte addentano tutto ciò che si muove nell'acqua. Sento al megafono Esatto. la parola azione e, come vuole la sceneggiatura, comincio a camminare fra i rami dell'albero, cercando nell'acqua il mio coccodrillo e chiamandolo a gran voce. Dal punto in cui mi trovo vedo gli altri coccodrilli illuminati che, certamente infastiditi dalla nostra presenza e da quella voce al megafono, si gettano in acqua. Soltanto allora mi accorgo che sono molti, forse una cinquantina. Evidentemente quelle rive del fiume sono il luogo dove si radunano. D'un tratto la suola della mia scarpa destra, sporca di fango, scivola su un tronco che si trova a circa 4 metri dall'acqua. Perdo l'equilibrio e penso che la mia esistenza può finire in quel momento, perché precipito inesorabilmente nel fiume con i piedi in giù. In tutto quello che mi si affastella in testa nella frazione di un secondo durante la caduta fulminea e irreparabile, trovo il modo di tentare di evitare che i coccodrilli si accorgano del mio tuffo, perché non annaspo nel vuoto e non compio alcun movimento. La mia veloce discesa nel fiume mette un piccolo tonfo e io vado verso il fondo. Il mio corpo si ferma e comincia a tornare in superficie. Ma in un attimo mi sento perduto, perché la mia risalita, lenta e inesorabile, dura l'eternità. È proprio in quella lentezza che vedo la mia condanna a morte, il mio carnefice che sembra irridermi, soddisfatto di avere tutto il tempo di eseguire la sentenza. So di non potermi muovere per non segnalare la mia posizione ai coccodrilli, ma non sono affatto certo che i coccodrilli non si siano accorti della mia presenza in acqua. È la fine. Mi torna in mente la caduta del tram, ma mi torna anche in mente lo spirito che ho conosciuto in quell'occasione e che, secondo la mia memoria, mi ha salvato la vita. Ho perso i contatti da tempo con lo spirito, ma in preda al terrore non posso fare altro che ricercarlo con tutte le forze, per implorarlo di non farmi perdere il senno e di farmi considerare il mio ritorno a galla immobile come fossi un tronco d'albero che riguadagna il pelo dell'acqua, la mia ultima possibilità di salvezza. In quel momento spaventoso metto la vita nelle mani del mio spirito e questo mi consente di tenere a bada lo stato d'animo, quanto basta ad arginare la mia spasmodica brama che nell'ultimo tratto della risalita si fa tragicamente irresistibile. Così riesco a non impazzire e ad arrivare in superficie, dove trovo la mano del regista che, salito a sua volta sull'albero da cui sono caduto, mi aiuta a uscire dall'acqua. La presenza dello spirito, Pippo, ossia dell'anima, della connessione con l'universo, è una realtà che ci aiuta in ogni situazione a riemergere dal buio, dal vuoto che si può creare dal momento all'altro, in qualsiasi situazione essa sia. Tu non perdi occasione per dirlo in ogni intervista, ma anche in ogni libro che scrivi. È l'unica soluzione nella realtà. La realtà assoluta è proprio il nostro aspetto spirituale, il nostro sé spirituale, insomma, ed è a quella che dobbiamo rivolgerci per affrontare tutti
tutti i problemi, insomma, no? Per affrontare tutti i problemi, o chiamiamole anche pure prove in questo caso, prove vere e proprie che Sì, siamo... prove, sì, Sì. però voglio dire, non possiamo ragionare soltanto con la nostra mente. Dobbiamo capire che la realtà non è soltanto quella che i nostri sensi riescono a percepire, anche se appunto percepire lo spirito e ragionarci in qualche modo è estremamente facile tutto sommato. Le persone più sono semplici più ci riescono in pratica. È un po', come dire, la dimensione culturale quello che ti frega. Ci si accorge poi, facendo un po' un piccolo paragone, anche se non è mai bello fare i paragoni, con la realtà attuale, la cosiddetta realtà attuale, è facile accorgersi quanto nei momenti di crisi venga fuori la verità di una persona, la vera natura di una persona o la personalità di una persona, questo sia a livello individuale ma anche a livello collettivo. Cosa dici, Pippo? Che oggi il mondo è cambiato, oggi si capisce subito chi hai di fronte, perlomeno tendenzialmente, insomma, no? Per cui capisci subito se quando parli con una persona se è spiritualizzata o meno, in sostanza, no? Se crede o non crede, è tutto qua, voglio dire, non è poi così difficile districarsi, allora sai cosa dire, cosa rispondere e come procedere. Sai che inizio a leggerti anche i messaggi che iniziano ad arrivare insieme appunto ai saluti. Allora c'è il 464 che si firma Davide che dice: bellissimo il ricordo del film La via dei babbuini, una delle poche volte che ho visto Pippo Franco con barba e baffi, come nel recentissimo Tiramisù. Grandissimo, firmato Davide. Grazie. Ringrazio tutti coloro i quali ci ascoltano in questo momento. Tra l'altro film Tiramisù, che ci ricorda il nostro gentilissimo ascoltatore, che recentemente, molto recentemente, è stato passato spesso anche in TV e che ricordiamo essere di Fabio De Luigi, diretto e interpretato. Sì, è stata anche questa un'esperienza parecchio interessante. Poi Fabio è particolarmente bravo, insomma, ha molte cose da dire ed eccoci qua. In quel film tu interpreti un po' una sorta di grillo parlante, di anello di congiunzione con una coscienza un po' persa del protagonista, giusto? Sei un pediatra, un dottore, mi pare? Sì, anche sono un medico però, e allora mi comporto secondo il giuramento di Ippocrate in sostanza, e quindi riesco a ridimensionare diciamo le difficoltà nelle quali il personaggio che interpretava Fabio appunto si era cacciato. Sì, in questo film Fabio De Luigi fa un po' l'occhiolino alla vecchia maniera della commedia appunto anni 70, dove c'era la voglia di fare ironia ma per veicolare anche dei messaggi, in questo caso quindi un po' anche all'Alberto Sordi o ai grandi registi anni 70. Certo. Come appunto Salce e Zampa, lui mostra un po' questa ambizione smisurata che fa perdere il senso dei valori, dell'importanza di cose veramente importanti nella vita, e tu ricopri il ruolo di chi invece riesce un po' alla volta a mostrargli dove riprendere il filo, dove tornare indietro. Ne approfitto allora per chiederti com'è stato per te allora entrare in questo film in cui mi ricordano che compare anche Silvano Agosti. È stato molto facile, voglio dire, non ci sono stati problemi, ho contribuito certamente alla creazione del personaggio, ma insomma è andato esattamente come vedi, voglio dire. Sai, tutte le cose che ho fatto sono facilitate da un desiderio di farle, perché sei tu che decidi se fare o non fare una determinata cosa. Nel momento in cui lo fai vuol dire che ti convince e quindi ti appartiene. Tra l'altro film che nel finale rivela il suo vero importantissimo messaggio, che è la famiglia, quasi anche qui a mostrare un po' un monito nel senso, ma dove vogliamo andare? Tutta questa voglia di smisurata, di accrescere, ego, ma alla fine ti crolla tutto addosso come un castello di carte. Decisamente, poi questa è anche la mia visione della mia vita è fatta così, capito? È fatta di destrutturazione dell'ego, questo è sempre stato. Ma anzi, mano a mano che hai successo devi
destrutturare l'orgoglio, non identificarti nel successo, perché il successo è un gioco, diciamo, del destino che viene quando vuole lui, non quando decidi te, in sostanza. E quindi non dare importanza al successo, ma è il riconoscimento di un lavoro che hai fatto. Ecco, questo è semplicemente, evidentemente hai indovinato la comunicazione. Marco 83 mi fa, appunto, Fatalità l'hai nominato, Marco 83 nel frattempo ci ha mandato questo messaggio, un saluto al caro Pippo, ma tu allora credi al destino, a un qualcosa di già scritto? Non so risponderti, diciamo, con se non dicendoti quanto segue. Io sono certo che esiste un destino, ma sono anche certo che i nostri destini sono così intrecciati, i nostri incontri anche, che è una realtà inestricabile e quindi non siamo in grado di capirlo. Sono certo che esiste un destino, come sono certo che non siamo in grado di capirlo, lo capiamo dopo, solo dopo che abbiamo vissuto, in sostanza. Sì. In altri termini, quando ripercorro la mia vita a ritroso, mi accorgo che se non fosse accaduta quella determinata cosa, tutte le cose che sono accadute prima, i miei figli non sarebbero nati, in sostanza, hai capito? Quindi è tutto legato a una realtà che poi diventa una realtà salvifica, una realtà divina, se vogliamo. Dove tutto prende senso, a volte appunto ci vuole un po' di pazienza, un po' di saper aspettare, ma riunendo poi tutti i puntini vediamo che c'è sempre un motivo, c'è sempre una linea che ci ha portato qui e di cui a volte riusciamo anche a dire, a trovare la modalità per dire grazie, nonostante tutto. Infatti, ogni sera dobbiamo ringraziare Dio per la giornata che abbiamo vissuto. C'è poi il 563 che chiede, anche se è già, penso la prima volta che ci siamo incontrati qui al Bosco dei Sogni l'hai citata, ma chiede se sarebbe bello, dice, poter ascoltare ancora una volta, visto il periodo, il riappropriati di te dalla viva voce di Pippo. Adesso no, perché sono figurati in macchina. Okay. Però dovresti trovarlo questo libro, Pensieri per vivere si chiama. Okay. Alla fine ci sono delle poesie ed è un libro secondo me parecchio interessante da considerare. È una roba, sono tutti pensieri fatti di sintesi ed è un percorso per come cercare di vincere l'inquietudine in pratica. E questa poesia apre appunto il capitolo delle poesie, che è parecchio interessante, insomma. Sono tutte venute di getto, non ho dovuto fare molto per scriverle, insomma. Una persona come te, appunto, che vive nell'arte, che vive di arte, che ha imparato a fare arte nella vita, ma che però, come dici tu, ha attraversato tanti mondi. Avresti mai detto, quantomeno, diciamo, visto il periodo, di tornare a annusare un po' il sapore, l'odore della cosiddetta, per carità, guerra, tu che l'hai descritta anche bene in alcuni tuoi libri? Ma senti, io adesso sto vivendo un'epoca che è completamente diversa da quella di pochi anni fa, in sostanza, e posso riassumere, diciamo, la mia visione nel seguente modo: la tua vita è la più grande opera d'arte che sia mai stata realizzata, vale a dire, ed è difficile da darmi conto in qualche modo, vale a dire quindi che tutto quello che fai, questo vale per tutte le persone, qualunque cosa tu faccia è una performance artistica, in sostanza, se consideri che la vita è arte, è un dono che è un'opera d'arte, insomma. Non esiste un'opera d'arte più importante della tua vita, perché soltanto attraverso la vita noi possiamo capire l'arte e capire tutto quanto il resto, no? E quindi oggi, ecco, bisogna capire, bisogna accettare, partire oggi più che mai dall'idea che la tua vita è un'opera d'arte, ed è la prima opera d'arte, e dopodiché tutto quanto diventa fluido, diventa possibile, praticabile, e trovi anche la strada per momenti di felicità. Infatti la seconda domanda che volevo farti appunto è questa, ma avendo fatto anche un grandissimo percorso spirituale di consapevolezza e con questa grande apertura che sin da bambino hai avuto, probabilmente appunto si vive ogni esperienza con quello che è il momento, la capacità del momento, con l'ascolto comunque interiore, e questo aiuta comunque per quanto possibile a rimanere un po' distaccati da quello che magari
ci si vuole far vedere anche, ma in realtà non è. Certo, è così. Questo presuppone la conoscenza di noi stessi, insomma. Ma se parti dall'idea che la tua vita è la più grande opera d'arte che sia mai stata realizzata, allora impari a conoscerti rapidamente e non sbagli, e sai che non devi mai tradire te stesso, in sostanza. Ma devi partire da questo concetto, essere felice di essere al mondo. A volte appunto tocchiamo delle tematiche un po' forti, un po' profonde. Vediamo un po', a nostro sentire, giustamente, perché sì, la vita è vita e non sta a noi dare risposte, ma ognuno cerca le risposte dentro di sé. Però il 544 ci saluta e ci ringrazia per la trasmissione, poi chiede però un pensiero, un bambino che nasce, abbiamo parlato di Africa, no? Prima nel film La via dei babuini, ecco, un bambino che nasce nei paesi poveri e poi muore di fame. Come si può pensare che sia un'opera d'arte? Che significato può avere? Saluti da Franco. Cosa ne pensi, Pippo? Non l'abbiamo ideata noi questa realtà. Sappiamo che comunque la vita, traduciamola in un altro senso. Come dice Benedetto XVI, la vita è la conoscenza della tristezza, perché vuol dire che esiste il bene e il male, la conoscenza dell'amore, che è l'esatto appunto l'opposto dell'odio, e la conoscenza del divino. Quando metti insieme queste tre cose ti accorgi che noi siamo fatti nello stesso momento di unità, molteplicità ed energia, quindi c'è tutto e il contrario di tutto. Lo sappiamo che la vita è così, si muore, non dobbiamo nemmeno dimenticarlo, però dobbiamo pensarla come Epicuro, il quale dice che la morte noi non la incontriamo mai, perché quando ci siamo noi lei non c'è, e quando c'è lei noi non ci siamo più. Fine del discorso. E da persona spirituale come sei tu, artista appunto nella vita, che sentire hai, non parlo più di idea o di pensiero, ma che sentire hai in merito a questi 2 anni che stiamo attraversando un po' tutti quanti? Non posso nasconderti una preoccupazione molto accentuata, insomma, no? Vedo tutto quello che vedono gli altri e mi faccio delle idee, perlomeno tutto quello che cerco di ricostruire per sperare in una soluzione, ma penso che sia pure inevitabile che la soluzione avvenga fra poco, perché il mondo non può andare incontro all'autodistruzione, e quindi sicuramente si troverà una soluzione. Poi c'è il 947 che ci scrive: grande Max, grandissimo Pippo, il vostro parlare, il vostro condividere mi ha ricordato l'opera ultima di Verdi, il Falstaff, dove si dice nel finale: alla fine tutto il mondo è burla, tutti gabbati. Sai, dobbiamo fare i conti col fatto appunto che la vita è quello che è, insomma, e poi oggi la leggono tutti, lo vedono tutti, ciascuno si fa delle idee. L'importante è conservare la speranza, che deve diventare una certezza, che l'uomo non può, tutti quelli chiamati in causa non possono pensare a un suicidio, insomma, no? Speriamo, prima di tutto speriamo di sì. Speriamo. Siamo in pubblicità, 5 minuti al massimo, e torniamo tra pochissimo con Pippo Franco. A tra poco. Grazie. Riapriamo i microfoni della diretta al Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Come mi state scrivendo in tantissimi, siamo con Pippo Franco ed è veramente una boccata d'aria buona, una boccata d'ossigeno poter parlare con lui, ascoltare la sua viva voce, non solo per i messaggi suoi scritti, mi fate i complimenti per la lettura del pezzettino del suo libro, ma proprio come anima, come persona, come anima. Sentire una persona, appunto, mi scrivete, autentica, fa bene al cuore, fa bene alla mente, fa bene all'umore. Questa è Anna che mi scrive: che bellissimo messaggio che ti rivolgo, Pippo, che ti rivolgiamo come pubblico. Ti ringrazio dei complimenti, ma sono un pochino fuori luogo, perché ciascuno di noi è quello che è per volontà divina. Io non ho fatto niente, capito? Solo ricevuto delle grazie, e quindi niente, ridimensioniamo i complimenti e parliamo di fortuna, insomma.
Sì, guarda, non so se lo conosci, la settimana scorsa sentivo una trasmissione in cui Fabio Volo diceva attenzione, attenzione ragazzi, l'umiltà, sempre l'umiltà. Che cos'è l'umiltà? Dice lui. L'umiltà è ho ricevuto dei doni, il mio merito semmai è metterli a frutto, ma perché vantarsi di un qualcosa che ho ricevuto in dono? Quindi Pippo, sì, la fortuna, tutto quello che vuoi, però anche l'aver attraversato la soglia del talento e averlo messo in pratica e coltivarlo comunque è un merito, no? Sì, ma è sempre volontà soprannaturale, non è volontà nostra. Torno a dire, i nostri destini, la nostra vita sono così intrecciati che non possiamo comprenderli. E basta che tu giri un angolo sbagliato e la tua vita, oppure indovinato, e la tua vita cambia completamente. Certo. Insomma, tutta la nostra vita è fatta di grandi cose, ma anche di piccolissime cose che hanno la stessa importanza di quelle grandi. E quindi, ecco, sai, io ho avuto, come dire, la fortuna di nascere geneticamente con una inclinazione per l'arte, perché ho avuto ho perso mio padre, l'ho conosciuto che avevo 6 anni ed l'ho perso poco dopo, perché lui era prigioniero in Africa quando mia madre si sono sposati, poi lui l'ha messa incinta, grazie a Dio, e poi è dovuto partire per la guerra. E quindi ecco, se non riparto da là, se non capisco che proprio sono state, come dire, queste difficoltà a costruire la mia esistenza, con il fatto che sono vissuto con uno zio appunto che era un pittore, disegnava fumetti, quindi in un ambiente artistico. Se non avessi fatto il liceo artistico, mia madre capì che ero incline, ero portato per questa realtà, e siccome il liceo artistico peraltro stava vicino a casa nostra dove abitavamo noi, e quindi potevo andarci pure a piedi, a 14 anni sono entrato là dentro e là sono esploso, ho tirato fuori tutto quello che avevo dentro, però contemporaneamente la musica mi ha attratto, per cui il mio primo mestiere è stato quello di fare il pittore e il musicista contemporaneamente, perché suonavo la chitarra nei locali notturni di allora con un gruppo che avevo formato che si chiamavano i Pinguini, pensa tu. E quindi niente, tutto poi è partito da lì e quindi ecco che la mia vita ha attraversato tanti di quei mondi che insomma poi ho fatto il disegnatore di fumetti anch'io, poi ho fatto il cantautore e poi l'attore. Perché la presentazione delle canzoni che avevo scritto aveva la preminenza sulle canzoni stesse, insomma, ed eccoci qua, adesso è facile ricostruire il mio tragitto, ed è stato appunto una fortuna, ma sono nato evidentemente con questa tendenza. Eh sì, ti leggo anche il 625, ma ripeto, sono talmente tanti. Allora, ciao Maxotto, grande Pippo Franco, sono cresciuto con lui, ho tutti i suoi film. Quando lo vedi ti mette subito simpatia e buon umore. L'ho visto recentemente anche in Una famiglia mostruosa. Questo è Davide, il poeta pazzo. Sì, La famiglia mostruosa è un film recente dove noi io e Barbara Boucher abbiamo fatto 2 fantasmi in pratica. Anzi, lei era un fantasma, ma io pure non sapevo, lo divento, sono una persona anziana che poi muore e diventa fantasma, e i 2 si chiamano come fantasmi, quindi puoi immaginarti quanto è stato divertente e interessante. Nella tua vita puoi dire di aver provato, recitato, di tutto, essere entrato nei panni di tantissime situazioni, adesso persino di un fantasma, Pippo. Sì, però insomma ancora abbiamo un corpo, per cui siamo un fantasma che ancora sta dentro un corpo, eccoci. Allora ti leggo un altro messaggio, anche questo molto molto delicato, proviamoci un po'. Ciao Max, sono Elena, è quasi la prima volta che ti ascolto ed è un piacere ascoltare la voce di Pippo Franco che tra le altre cose sembra avere il dono dell'ironia, del saper cioè smontare una situazione. Ho perso da poco mio fratello, per caso ha qualche parola da dirmi in merito, nel senso che, scrive, la morte è di chi rimane. Ho da dire che il dolore naturale, che dura solitamente una quarantina di giorni,
deve essere superato, perché in questo caso il fratello di questa creatura non è certo contenta se lei continua a soffrire. Ha fatto parte appunto di un destino che bisogna accettare, perché non l'abbiamo inventato noi, quello che Francesco d'Assisi chiamava il transito, e quindi prima torna allegro o perlomeno riacquista diciamo il senso della felicità, e prima suo fratello, che adesso è un'altra cosa, adesso è nella mente di Dio, torna ad essere felice anche lui in sostanza. Quindi suo fratello ho l'impressione che le chieda di essere felice appena possibile, perché non è colpa di nessuno quello che è accaduto, insomma, fa parte dell'andamento dell'esistenza. Ti ringrazio a nome di Elena per questa profonda e bellissima risposta, ma sai, mentre la dicevi cosa mi chiedevo? Tu che hai questo talento, questo dono innato di saper, anche tra le altre cose, far sorridere, ma di essere comunicativo, di entrare con la parte anche del bambino interiore di ogni persona, di saper comunicare con il bambino interiore delle persone e rivolgere quindi la semplicità e la spontaneità. Quando tocca a te di avere dei momenti un po' no, capita a tutti, siamo umani. Sì, però Chi o sai, cosa io ti fa sorridere? sì, ma non è semplicemente questo, ma guardiamo un attimo, parliamo di vita adesso perché è più significativo. I bambini nascono felici, la felicità appartiene all'uomo, perché il bambino è sempre felice. Perché? Perché ancora non deve affrontare delle realtà, è venuto al mondo in sostanza. Poi questa felicità si dimentica e la si ritrova quando si diventa papà e mamma, quando si hanno dei figli in sostanza. È la stessa felicità di quando eravamo bambini, però l'uomo nasce felice. Questo dobbiamo non dimenticarlo, perché andiamo a travisare la realtà, quindi dobbiamo cercare di recuperare questo sentimento, e l'ironia è uno di quegli aspetti che ti porta a vedere la realtà profondamente e soprattutto in sintesi e in un attimo, insomma. Per fortuna non l'ho inventata io, ma fa parte dell'uomo. Da quando è nato l'uomo evidentemente esiste il senso dell'ironia, perché il desiderio di ridere è un fatto naturale, il desiderio, come spiega Freud, di tornare bambini quando non avevamo bisogno dell'umorismo per essere felici. L'altra volta mi era arrivato un messaggio simpaticissimo che ti aveva fatto un po' sorridere, nel senso che si parlava del teatro potendolo fare, insomma, compatibilmente al poterlo fare, certo, ma il suggerimento era: Pippo, sei già dotato di tuo, potresti fare Pinocchio, anche come fiaba un po' esoterica, comunque spirituale. Ok, perché oggi mi è arrivato un altro messaggio simile che suggerisce, se non come protagonista, ma come parte del tutto, come quindi accompagnatore, ci si vedrebbe anche nell'interpretare, nel portare a teatro la Divina Commedia come messaggio evolutivo spirituale, la tendenza umana alle stelle, verso le stelle. Certo, si può fare benissimo, voglio dire, anche amplificare i discorsi, ma devi trovare appunto le persone interessate per farlo, perché quelle concomitanze, diciamo, di destini vuole che per fare un film ci debba essere un produttore, altrimenti da solo non lo fai. E già questa, diciamo, questa combinazione di volontà e di eventi è un fatto che riguarda appunto quel mondo che noi non capiamo e che capiamo dopo averlo vissuto. Quindi ecco, se non capita non si fa. Se invece capita, chi è in grado o chi è interessato a vedere la vita come la vediamo noi, si fa, insomma, è tutto qua. Benissimo, il 727. Pippo carissimo, da tutte le parti ci sentiamo spesso dire e dare delle regole per aderire al cosiddetto mondo spirituale. Ma ti pare, per te è stato così? Ci vogliono per forza regole per aderire a quello che è più naturale e spontaneo possibile, cioè l'amore? Se pensiamo all'amore come una regola di vita, si può definire anche regola in sostanza. Per regola si intende quello che abbiamo detto fino ad ora, cioè il conoscersi e non tradire mai se stesso,
Anche questa è un'altra regola, possiamo vederla sotto un profilo appunto di regole, ma ciascuno per regole ci mette quello che vuole. Noi ci mettiamo il mondo dello spirito, che ti suggerisce tutto quello che devi fare. Caro Pippo, siamo arrivati, perché vola sempre con te, alla chiusura di questa prima parte del Bosco dei Sogni. E naturalmente i messaggi che arrivano, si è aperto un mondo dopo il messaggio che ho letto di Elena che ha perso il fratello e della tua sentita e bellissima risposta, quindi lo convoglio in generale, ok? Se hai qualche consiglio, qualche suggerimento da darci nella modalità migliore a tuo sentire per attraversare questo periodo che sta coinvolgendo tanto delle nostre vite a tutti i livelli. Non è facile perché non sappiamo quanto dura, anche se sappiamo che non durerà molto. Ma l'unico pensiero che secondo me ci può aiutare in questo momento, che aiuta me, è che non può che finire questa tragedia, perlomeno non può che essere arginata in qualche modo, perché l'uomo non può pensare l'umanità non può pensare a suicidarsi, in sostanza. Quindi io vivo di speranza, perché è inevitabile che si trovi un accordo. Però la fibrillazione c'è sempre, voglio dire. È un momento difficile, ma dobbiamo viverlo con tutta la speranza possibile, perché non c'è logica in una mancanza di pace che possa distruggere il mondo. Grazie di cuore, sai Pippo, è sempre bellissimo poter parlare e condividere con te. Grazie a voi, sono io che vi ringrazio. Ogni volta, insomma, entriamo nel bosco dei sogni, ringraziamo tutti e andiamo avanti. Ok, andiamo assolutamente avanti. Cari ascoltatori, rimanete in linea che arriva il prossimo ospite a tra poco e ciao Pippo, un grandissimo abbraccio. Grazie a te, grazie, auguri a tutti.